Nicola Severini dell'Osservatorio Pesca Veneto Agricoltura, terza giornata di Stati Generali della Pesca del Veneto. Quest'oggi il suo intervento verteva sul FEAMP 2014-2020, un punto di partenza per il FEAMPA 2021-2027. Sì, oggi si parlava del FEAMP, quindi Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca, della Commissione Europea che per il Veneto ha stanziato 45,6 milioni di euro in prosecuzione ai precedenti fondi europei come il FEP, in cui i fondi europei arrivavano a 22 milioni e questi fondi europei sono stati suddivisi in 4 capi e con una parola chiave: sostenibilità della pesca per quanto riguarda la componente ambientale, economica e sociale. E questi Stati Generali hanno finora dimostrato che c'è tanta voglia di stare tutti intorno a un tavolo per trovare delle soluzioni che abbiano comunque una continuità nel medio e lungo termine. Sì, è inutile negarlo, attualmente il comparto della pesca è in forte affanno ad unirsi a questa situazione di restrizione anche di alcuni sistemi di pesca, anche il caro gasolio che sta mettendo in ginocchio gli operatori del settore, e quindi è forte la voglia da parte del decisore pubblico, degli operatori, di mettersi intorno a tavolo per il bene della pesca e per uscire nel miglior modo possibile da questo momento di brutta congiuntura per il settore, anche grazie all'arrivo dei nuovi fondi europei, in questo caso con l'arrivo del FEAMPA. Benissimo, perfetto, grazie mille. Grazie.